Una settimana a Padova per Giuseppe Salvatore Riina Junior, figlio minore del boss. Per lui una vita da studente universitario, volontario, telefonista. Sabato in tutte le piazze della città la Lega Nord ha organizzato una raccolta firme per mandarlo via. Di Riina parla il sindaco Zanonato che attacca il governatore del Veneto Zaia. Siamo alle comiche. Il presidente della regione è leghista. Se ha un minimo di potere mandi via Totorina, è il figlio di Totorina, ma per quale motivo si deve fare tutta questa confusione quando sono le leggi italiane che prevedono anche queste forme nella lotta contro la mafia? Nessuno voleva questo arrivo in città, incalza Zanonato, ma il giovane Riina non godrà di nessuno sconto. A Padova dovrà rigare diritto. Ci siamo chiesti quante persone sono arrivate nel Veneto nel periodo in cui hanno amministrato i leghisti e che sono qui in una forma di soggiorno obbligato perché mafiosi? E ve lo dico io, sono oltre 200 e per questi 200 perché non fanno le manifestazioni? In città l'arrivo di Riina è sentito, ma i punti di vista diversi. Non sono contento, potrebbe essere pericoloso, però mai dire mai, può darsi che cambi in meglio. Ma mi è indifferente, Non ha paura? No, credo che sarà tenuto d'occhio. La città dovrebbe accoglierlo, capire i suoi problemi e non avere dei pregiudizi. A rassicurare i cittadini ci pensa il sindaco. Padova resta sicura. E abbiamo strutture in grado di garantire che una persona non può creare una situazione di pericolo. E del resto, cosa ci immaginiamo? Il figlio di Riina girare con la lupara a tracolla?